Sì, sicuramente l'Italia e il Veneto in particolare è stato protagonista in questi giorni e io ho vissuto con molti messaggi, conversazioni con tanti veneti in giro per il mondo, soprattutto nell'America Latina, questi grandi momenti. È stato molto simpatico vedere come per esempio i nostri che hanno un cognome simili a quelli dei vincitori sentono che alla fine hanno vinto anche loro e loro insomma, quindi è stato un bel momento e questo sicuramente porta attenzione al turismo, porta attenzione a un territorio, a scoprire non solo le classiche città d'arte ma anche i borghi, le dimore storiche, le nostre ville e quindi tutta un'attenzione a un mondo che normalmente non è riscoperto. Grandi investimenti, grandi numeri di visitatori e grandi numeri di persone che hanno visto il nostro territorio, le sue bellezze nel mondo intero. Lei lo fa tutti i giorni, ma ci spiega cosa vuol dire identificarsi negli italiani nel mondo? Allora direi con il motto dell'Associazione Veneti nel mondo, le radici profonde non gelano. Chi ha avuto il nonno e l'abo italiano, quando ha la possibilità di vedere queste strade, quelle mura, di vedere anche sventolare la bandiera, il nostro leone, sento delle emozioni enormi che sono indescrivibili. Soprattutto sto pensando a zone come il sud del Brasile dove si parla ancora l'italiano, il veneto e dove si sentono quando vengono a casa propria. E questo è un momento nuovamente di grande diffusione del nostro territorio che dobbiamo approfittare e cogliere di questa grande occasione.